Quinta corsa, un confronto sul miglio per cavalli di 5-6 anni, sono 10 al via. Zawadi, Zaira dei Veltri, Zebur Isaiah TRGF, Vitamar, Zairebi, Ziprasef in prima fila, in seconda Vassallo, Zuvetici CSM, Victory Route 3B, Visco Jet, favori proprio per il numero 10 Visco Jet, Roberto Vecchioni in sediolo, 2,16 la quota, alternativa principale. Zaira dei Veltri insieme a Zairebi, fasi di lancio. Con la velocità iniziale di Zaira dei Veltri che va a condurre su Zawadi, all'esterno rimane Vitamar, poi Zebur Isaiah TRGF che cerca di parcheggiare in corda ma il posto glielo sottrae Vassallo, il quale a sua volta è sopravanzato da Vitamar che scende in corda, sbaglia a questo punto Vassallo. Numero 7 Vassallo qualche squalificato. intralcio anche Zuvetici CSM che riesce però a evitare l'errore. E così dopo 214,8 in vantaggio Zaira dei Veltri che completa il quarto iniziale in 30 secco, seconda posizione per Zawadi, poi Vitamar, mentre all'esterno risale gradualmente Zaire B che viene anticipato però da Zawadi. Zawadi ha spostato all'esterno dopo i primi 600 in 45,2 e ora va su Zaira dei Veltri. Zawadi al Salchi della battistrada, a contatto rimane invece Vitamar che ha guadagnato una posizione, all'esterno Zaire B seguito da Victory Route 3B e Visco Jet, cavalli che completano in 59,3 agli 800. In vantaggio si mantiene Zaira dei Veltri nei confronti di Zawadi all'esterno, alla corda Vitamar, al largo Zaire B, poi la terza ruota da parte di Visco Jet a 500 dal palo. Lo scatto deciso di Visco Jet che sopravanza Zaire B in Numero difficoltà. 5 E Zaire a B 400 dalla conclusione piomba sui squalificato. primi per portarsi a condurre in breve Visco Jet, mentre all'esterno Zawadi è in difficoltà. In seconda posizione si mantiene per il momento Zaira dei Veltri, completamento della piegata con Visco Jet che ha risolto da tempo la partita e si allunga lungo la corda per allontanarsi sempre più dagli avversari. Visco Jet nel finale viene a vincere dominando, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere il numero 2 Zaira dei Veltri, ancora probabilmente su Zebur Isaiah TRGF che all'interno soffia probabilmente il terzo posto a Victory Route 3B. Da rivedere ovviamente l'arrivo per il secondo posto, mentre Visco Jet vince da lontano. L'impressione che Zaira dei Veltri si salvi da Zebur Isaiah TRGF che riesce a sprintare fortissimo nel finale e a battere Zawadi e Victory Route 3B che finiscono nell'ordine. Vittoria quindi netta per Visco Jet, Roberto Vecchione. Training di Holger Ehlert, quota di 2,37 al totalizzatore, secondo posto per Zaira dei Veltri, al terzo è Zebur Isaiah TRGF, ma aspettiamo naturalmente il verdetto della giuria.